Dicevo agli altri, perché dobbiamo andare da Sky? Che loro che ci capiscono? Loro nascono col cinema, non col calcio, e poi sono giovani. Loro nascono col cinema, non col calcio, che ne capiscono? Bene, amici bellini, bene. Ieri, insomma, è successo quello veramente di tutto. Io ho liquidato con uno short, insomma, che non andava nello specifico, perché poi ho visto dopo tutte quello che è successo tra Lukaku, Quadrado, Palti, Andanovic, eccetera. Quindi non va bene. Non va benissimo. Noi affrontiamo la questione Thatcher, perché è una questione che mi taccia da vicino, e poi le parole di De Laurentiis, perché non si finisce più. Cominciamo. Allora, nella paura che poi questi video vengono flaggati in automatico quando si affrontano certi argomenti, io so la cosa della Serie A qua, non posso manco far leggere, perché poi la cosa artificiale s'ha letto, insomma, per tenerlo fuori, e tuona la Lega Serie A, e dopo gli ululati e le cose fuori, e i loro insulti dagli stadi, io tutto questo, questa indignazione quando lo fanno contro di noi non l'ho mai vista, il pugno duro, eccetera eccetera. Vabbè, sono successe un po' di cose a livello di dichiarazioni. Adesso voglio chiudere l'argomento Thatcher, perché molti mi hanno scritto, sono stati tutti molto carini, mi hanno detto se vuoi degli approfondimenti. Io avevo già fatto un approfondimento su un blog specifico, e adesso vi faccio vedere, perché quando De Laurentiis parla bisogna fare la legge Thatcher è un po' confuso, e quindi bisogna fare chiarezza sotto questo punto di vista per chi ha amore per l'approfondimento. Dopodiché nuove parole di De Laurentiis, che oramai non la smette più di parlare, e c'è anche una bella novità per quanto riguarda la curva A, perché poi vedi non l'avevo ben valutato, ma guarda un po', Mastiff è uno solo, 85, benvenuto sul canale. Dobbiamo fare i complimenti alla curva A, che parla in maniera molto diversa rispetto alla curva B. A me dispiace, io sono cresciuto in curva B e mi dispiace poi leggere che arrivano delle cose, ma non ci dovrebbe essere divisione nemmeno tra le due. Figurati, c'è divisione all'interno della stessa curva tra i vari gruppi, figurati se c'è unione tra la curva A e la curva B. È difficile, però speriamo veramente che questa apertura, perché adesso la leggiamo bene. Ma prima ci tengo moltissimo alla questione della Thatcher, bisogna fare un passo indietro per capire cosa ha portato poi al cambiamento, e mi sono fatto un po' di screenshot che possiamo leggere insieme. Prima di tutto l'origine della violenza nel calcio inglese. Per l'intera seconda metà del Novecento, ad eccezione dell'ultimo decennio, l'ambiente del calcio inglese fu estremamente rude e violento, con stadi vecchi, spogli e fatiscenti, un pubblico rappresentato per lo più dalle classi sociali più povere e forme di controllo insufficienti. A partire dagli anni 60 in Gran Bretagna si formarono inoltre i gruppi degli hooligans, cioè i tifosi organizzati dall'atteggiamento violento e indisciplinato, legati ad altre sottoculture britanniche come quelle degli skinhead, dei rude boy, andando a formare realtà folte e radicate. Signori, molti like, perché questo video, parlando di questi argomenti, viene flaggato, e quindi mi faccio un danno da solo, ma bisogna parlarle di queste cose. Tutto questo, unito alle già citate condizioni precarie di molti impianti, portò un ulteriore aumento degli episodi di violenza in concomitanza con le partite, che raggiunse il picco il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles. L'impianto della capitale belga ospitò quell'anno la finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, e aveva caratteristiche simili a quelle di molti stadi inglesi. Prima della partita, la calca causata dalle cariche degli hooligan inglesi, che approfittarono delle insufficienti misure di sicurezza, provocarono la morte di 39 tifosi, 32 dei quali italiani. Le misure approssimative del governo Thatcher. La strage dell'Heysel, avvenuta dopo una lunga serie di altri fatti molto gravi in Inghilterra, come l'incendio allo stadio Valley Parade di Bradford, in cui morirono 56 spettatori, ebbe conseguenze durissime per le squadre di calcio inglesi, le quali vennero escluse per 5 anni da tutte le competizioni europee. Per il Liverpool la squalifica durò un anno in più. Ricordiamo che la Thatcher odiava il calcio,
odiava il calcio. Il governo del primo ministro Margaret Thatcher, rieletta 2 anni prima per il secondo mandato, fu in un certo senso obbligato dalla strage dell'Eiselle a prendere dei seri provvedimenti per il calcio nazionale, nonostante le questioni calcistiche fossero state a lungo ignorate. Si credeva infatti che il paese fosse alle prese con questioni ben più urgenti, come quella dei sindacati inglesi, protagonisti negli anni precedenti di lunghissimi scioperi e lotte represse dalla polizia, o come la questione separatista dell'Irlanda del Nord. Il governo agì proibendo le bevande alcoliche negli stadi e rafforzando le barriere e le recinzioni per dividere le tifoserie avversarie. Successivamente fu emanato il Football Spectators Act del 1989, che ebbe lo scopo di identificare gli individui protagonisti di disordine in concomitanza con le partite sia nel Regno Unito che all'estero. La legge prevedeva originariamente la schedatura dei tifosi, ai quali sarebbe stato concesso una specie di tessera del tifoso, la tessera del tifoso, per assistere alle partite in trasferta soltanto in presenza di alcuni requisiti. Questo sistema tuttavia non venne mai attuato nella sua forma completa e fu ritenuto controproducente perché troppo macchinoso. Noi dobbiamo prendere spunto dalle cose anche dell'estero, però quelle che funzionano. La strage di Hillsborough. Nello stesso anno le misure introdotte dal governo Thatcher si rivelarono effettivamente approssimative e controproducenti. Il 15 aprile dell'89 si verificò una delle più gravi tragedie nella storia del calcio inglese. 96 tifosi del Liverpool morirono schiacciati dalla calca a causa di una cattiva gestione dell'ordine pubblico allo stadio Hillsborough di Sheffield, in occasione della semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest, giocata peraltro in campo neutro. Migliaia di tifosi del Liverpool si presentarono in ritardo allo stadio e furono indirizzati frettolosamente in un settore di gradinate recintate dell'impianto, troppo piccolo per ospitare tutti. La polizia presente non se ne rese conto e continuò a fare entrare i tifosi, causando la tragedia. L'ultima sentenza sulla strage ha stabilito definitivamente che la morte dei 96 tifosi fu causata dalle inadatte misure di sicurezza dello stadio e dalla condotta inefficiente delle forze dell'ordine e non dal comportamento dei tifosi, come invece il governo e alcuni noti giornali inglesi sostennero all'epoca. La vera riforma del calcio inglese di Peter Taylor. In seguito all'ennesima tragedia calcistica, nell'aprile del 89 il governo incaricò il giudice Peter Taylor di indagare su Hillsborough e realizzare di conseguenza un rapporto dettagliato sull'organizzazione della sicurezza in occasione di eventi sportivi. Il rapporto della commissione presieduta da Taylor uscì nella sua forma completa nel gennaio del 90. Oltre ad attribuire alla polizia la responsabilità per la strage di Hillsborough, le principali conclusioni del rapporto indicarono che i pericoli più evidenti per la sicurezza provenivano proprio dalla presenza di migliaia di tifosi stipati in piedi in piccoli spazi recintati. Vogliamo la free zone, gli ultra in piedi. Taylor suggerì l'abolizione dei posti in piedi, l'abbattimento delle barriere e che a ogni biglietto venduto corrispondesse un seggiolino numerato dove lo spettatore avrebbe avuto l'obbligo di guardare le partite sempre seduto. Nel novembre dello stesso anno, quando il rapporto era ancora soltanto una bozza, Thatcher si dimise da primo ministro e da leader del partito conservatore. Solo successivamente le federazioni calcistiche britanniche introdussero regolamenti che imposero a tutti i club delle prime 2 divisioni nazionali di conformarsi alle raccomandazioni contenute nel rapporto, quello del Taylor, entro l'inizio della stagione 1994. Le indagini di Taylor sono tuttora considerate all'origine del successo contemporaneo del calcio inglese, in quanto riuscirono a contrastare e isolare in maniera efficace e definitiva la minoranza violenta senza recare danni al resto degli spettatori. Vedete come poi è tutto attuale. L'incremento delle condizioni di sicurezza negli stadi fu possibile poi grazie ad altre condizioni. In quel periodo infatti i club si ritrovarono tra le mani molti più soldi rispetto al passato, sia a causa del miglioramento dei contratti per i diritti televisivi, sia perché il governo mise a disposizione un fondo per sostenere la riqualificazione degli stadi imposta dalla federazione. De Laurentiis che vuole gli stadi a €1. Ascoltiamo. Quel fondo fu finanziato in parte anche dai proventi del gioco d'azzardo e tuttora il governo inglese sovvenziona a sua discrezione alcuni progetti privati o a gestione mista, mentre la federazione inglese mette a disposizione un fondo annuale di circa una decina di milioni di euro per finanziare progetti di ristrutturazione.
L'anno scorso la federazione, noi dobbiamo aspettare i mondiali o qualche cosa del genere. La Premier League oggi. Inevitabilmente la costruzione e la gestione di impianti del genere ha comportato un notevole aumento di prezzi dei biglietti, che è considerato una misura per fare una rozza selezione sociale del pubblico. Lo vedete il pattern? È questo che poi De Laurentiis parla. Alzo i prezzi, faccio una selezione. È chiaro. Nel 90 assistere dal posto più economico a una partita dell'Old Trafford allo stadio del Manchester United costava poco più di 3 sterline, praticamente 6 sterline oggi. Nella stagione 2010-2011 il biglietto più economico costava invece 28 sterline, quindi circa 36, quasi 5 volte tanto. Tuttora la Premier League è il campionato europeo di calcio in cui il costo medio del biglietto più economico è il più elevato. Come si trova? Leggete qua. Nel caso degli stadi inglesi, quasi tutti privati, parliamo quindi delle società sportive e non dell'autorità pubblica che rappresenta la responsabilità della sicurezza degli spettatori, è sempre a carico di chi gestisce l'impianto. Il responsabile dell'impianto è tenuto ad assumere degli steward per assicurare la salute e la sicurezza di chiunque assiste alla partita. In caso di partite particolarmente delicate, la polizia può scortare alcune tifoserie, presidiare alcune aree. Attualmente, per le leggi britanniche, è reato, fra le altre cose di cui un elenco si può trovare qui, nell'ultimo documento della pagina, entrare in uno stadio con una bevanda alcolica o con dei petardi, lanciare oggetti in campo e cantare cori razzisti. Come si trova tutto. Sulla base di una condanna legata a questi reati oppure su segnalazione della polizia, un tifoso può ricevere dalla federazione un provvedimento restrittivo, quindi i famosi DASPI, eccetera eccetera. Dato che lo stadio è privato, però ciascuna squadra può decidere autonomamente di prendere provvedimenti particolari nei confronti di un proprio tifoso senza dover consultare l'autorità pubblica. Insomma, ragazzi, questo è il quadro. Quindi quando De Laurentiis parla della Thatcher fa un po' di confusione, perché le soluzioni della Thatcher non erano efficaci, anzi hanno fatto peggio, per farla in soldoni, mentre i successivi rapporti di Taylor hanno portato, con l'aiuto poi del governo e quindi la ristrutturazione degli stadi, e gli stadi essendo poi di proprietà dei vari club, si aumentano i prezzi, si fa la prima scrematura, c'è più sicurezza perché gli stadi sono strutturati meglio e si crea una situazione con i sedili ognuno rispetti. Quindi De Laurentiis c'ha questa idea di mezzo che non è nemmeno sbagliata, però la porta male e la descrive male, e quando ogni volta che parla fa sempre peggio, perché purtroppo questo è il problema, perché sono approssimative le sue dichiarazioni e non va nello specifico. Andiamo a leggere le ultime, perché poi ha parlato la curva A e adesso leggiamo le parole di De Laurentiis. Bisogna fare approfondimento, ragazzi. Io chiedo scusa se sono troppo lunghe, ma senza questo non si può capire a profondo. E dici, ma con chi sei d'accordo, con De Laurentiis o con gli ultra? No, non si può liquidare così, bisogna andare nello specifico. Dice la curva A: da 2 giorni è uscito questo famoso modulo. Io perché vi chiedevo il quando? Che non era sempre così. I milanisti non hanno mandato. Perché? Perché poi è uscito la cosa di subito dopo che ho finito il video di ieri, è uscito Milan Club Pozzuoli, che ha detto noi non abbiamo chiesto proprio niente, come ha detto invece il questore e il Napoli. E noi aspettiamo ancora una smentita da parte del Napoli. Il Napoli ufficialmente deve dire no, il Milan ce l'ha chiesto, stanno dicendo una bugia. Se non è così vuol dire che i milanisti si sono presentati e l'hanno fatti entrare tranquillamente. Quindi rafforzando l'idea che è una punizione solamente per le 2 curve del Napoli questa cosa, e adesso hanno cercato di apparare questa punizione con questa storia dei moduli. Se il Napoli fornisce le mail noi ne saremo contenti, cioè la curva A apre a questa cosa, vogliamo anche farla la cosa dei moduli. L'appunto va fatto da DL: quando uno riesce nella vita si sente importante e famoso, la bravura può diventare presunzione. Il presidente si sente Mosè, in una città in cui non funziona nulla ha creato un fiore all'occhiello, ma il presidente gestisce una grande società come una bottega. Il Napoli in campo è più forte delle grandi squadre, ma a livello societario non è a quel livello. Tutte hanno lo slot. La tifoseria organizzata può comunicare il materiale in casa e fuori. Ogni trasferta la tifoseria organizzata comunica allo SLO che organizza e gli fa pagare i biglietti e organizza il convoglio. Il Napoli non ce l'ha. Qui gestisce tutto una sola persona. Tra 6 giorni sarà un evento, ma chi lo gestisce si lascia tutto al caso. Poi se succede qualcosa è colpa degli ultra. Molti giornalisti d'inchiesta stanno mandando le mail per le bandiere ma non hanno risposta. Che cos'è lo SLO? Voi vi chiederete.
sono prontissimo, sono pronto qui per voi per fare l'approfondimento. Supporter liaison officer, in italiano manager dei rapporti col pubblico, è la persona all'interno di una società sportiva che funge da ponte tra la società e i sostenitori del club. Lo SLO costruisce relazioni fra le direzioni del club e i tifosi attraverso una comunicazione bidirezionale, informando i tifosi sulle decisioni prese dal club e informando il club sotto il punto di vista del tifoso. Lo SLO lavora anche con le forze di sicurezza e la polizia, nonché con gli SLO di altri club per garantire le conoscenze pertinenti siano diffuse a tutte le organizzazioni che partecipano alle partite e agli altri elementi del club. Vedi come poi si risolvono i problemi delegando si risolvono delle problematiche. Se il Napoli mette in vendita prima i biglietti del settore inferiore, lo SLO dovrebbe fare una comunicazione, oppure se è l'unico il comunicatore deve essere lui a comunicare tutto con tutti. Se ci sta il modulo, la modulistica, allora sono successi fatti in tangenziale, benissimo, da adesso c'è la modulistica, dovete comporre, dovete firmare, dovete chiedere, dovete essere tutti schedati. Tra l'altro, la curva A fa sapere che per loro non è un problema. Martedì, primo giorno utile, manderemo un modulo a Napoli per il materiale a Napoli-Verona. Arriveremo col materiale e vedremo. Silenzio assenzio, cioè se poi non rispondo perché molti stanno dicendo che questa mail non è attiva. Bisogna vedere, dovrebbe essere attiva a 5 giorni dalla partita. Facciamo questo esperimento. Il presidente toglie tempo al questore, al prefetto, che già devono gestire una città molto difficile. Potremmo risolvere con ragionamento, ma uno che critica la pizza e esce con frasi infelici, io non ho mai sentito presidenti criticare i prodotti delle città che possiedo. Il fatto della pizza a me non interessa, ma era evitabile, probabilmente sì. Noi lo ringraziamo. A livello imprenditoriale sta 20 anni avanti, ma sfocia nella presunzione e nessuno lo fa riflettere. È bella questa frase, nessuno lo fa riflettere. È bello perché a Napoli ci stanno solamente quelli che lo contestano a prescindere e quelli che accettano i tutto a poster che va bene tutto, e questo non lo fa crescere. Noi non siamo dei santi, ma vogliamo solo il bene della sua società e tifare. Se nella vita facciamo degli errori li possono fare tutti, ci assumiamo le responsabilità, accogliamo l'appello del sindaco e vogliamo risolvere per goderci il sogno da bambino. Molti non hanno vissuto lo scudetto, qui sembra di giocare in trasferta, molti ci fanno i complimenti per le coreografie, per il tifo che spinge proprio il pallone in porta, ma poi ci puntano i piedi. Insomma ragazzi, tutto quello che è successo in curva B, male, bruttissimo. Rettifica anche quello che ho detto, non si deve uscire dallo stadio prima del fischio finale. Se quelli che sono usciti era perché erano terrorizzati dalla presenza di personaggi poco raccomandabili che si picchiavano tra di loro e minacciavano gli altri presenti in curva, avete fatto benissimo ad andarvene e sono il primo io che vi accompagno fuori idealmente, perché che non si può fare. Questa della curva A è un'apertura importante e ci aspettiamo dal Napoli un momento di distensione, perché non è possibile quello che stiamo leggendo. E quindi andiamo a leggere le dichiarazioni, le ultime di De Laurentiis, dove veramente va a ruota libera, e ne prendo solo alcune perché veramente è inarrestabile ultimamente. Siamo stati benissimo, adesso sta parlando tutti i giorni e ne dice una dietro l'altra. Ho visto che c'era una malversazione da parte di grosse compagnie come Nike, Adidas, Puma, le quali arrivavano e foreggiavano agenti e calciatori, per cui era sempre una lotta al coltello. Se vuoi venire nel Napoli devi distruggere il contratto che hai con questi signori, altrimenti non puoi venire da noi. Il discorso dei diritti d'immagine, perché lui viene dal cinema e ha sempre gestito il calcio come il cinema. Ricordatevi questa frase. Ad un certo punto io non ho avuto più voglia di lavorare con K e ho chiamato il mio amico Giorgio Armani e gli ho detto: mi presti il tuo marchio se mi autoproduco il materiale? Così abbiamo iniziato questa attività. Mia figlia, appena laureata in psicologia, si è interessata a questo. Psicologia si interessa di distribuzione materiale merchandise. Bene, noi l'anno prossimo probabilmente triplicheremo il fatturato di robe di K. Mi sono inquietato con loro perché ho sempre dato importanza ai numeri. Non si parla di soldi, è volgare. Se io ho 83 milioni di simpatizzanti in Occidente e 15 milioni negli Stati Uniti e Canada e loro mi vendevano 54 magliette in America, a me venivano le convulsioni. Allora, 83 milioni. Tu triplichi il fatturato, te ne vendono 54, quindi ne hai vendute 150 in America. Non va bene, non hai fatto niente. Prima di tutto, gli 83 milioni di simpatizzanti non sono tifosi come me. Io sono un tifoso del Napoli cresciuto a Piazzale Tecchio e vivo in America e me la voglio comprare la maglietta su Amazon.com, ma c'è Ospina su Amazon.com, prima di tutto. I simpatizzanti non sono fidelizzati e li devi fidelizzare tu parlando bene
del tuo marchio, del tuo brand, della città, non parlandone male e non parlando sempre male dei tuoi giocatori, dei tuoi allenatori e quelli quando li saluti. Quindi i simpatizzanti, se li vuoi far diventare tifosi, prima di tutto Amazon.com, secondo, l'hai triplicato, non hai fatto niente. Non hai fatto niente, non hai fatto assolutamente. Nel cinema ho sempre voluto fare tutto, ho fatto il produttore, il distributore di me stesso, quando gli americani non mi convincevano più, quando Cecchi Cori ha fatto concorrenza, poi mi sono comprati i cinema suoi. Va bene. A San Siro si vendono i biglietti ai tifosi tramite una piattaforma. La stessa cosa va fatta per i tifosi virtuali, che sono ben più numerosi. Ripeto, ci sono 33 milioni di simpatizzanti. Per una partita di cartello possono attrarre 30-40 milioni di biglietti virtuali. Fatturabilità esponenziale, mai considerata. Dicevo agli altri, perché dobbiamo andare da Sky? Che loro che ci capiscono? Loro nascono col cinema, non col calcio, e poi sono giovani. Loro nascono col cinema, non col calcio. Che ne capiscono? Sono giovani. Hai sempre detto che chi si occupa del calcio è vecchio. E parli della Thatcher di 50 anni fa. Ma questi sono giovani. Vengono dal cinema, sono pure compagni tuoi. Tant'è che stanno chiudendo in Germania e stanno per chiudere in Italia. Poi questa cosa è dovuto intervenire il Napoli in Twitter per spiegare bene questa cosa qua, perché c'è stato un Twitter ufficiale. Il nostro AD mi ha detto di comprarla per 1 miliardo, ma il nostro AD, lui non intende l'amministratore delegato del Napoli, ha dovuto spiegare il Napoli, ma intendeva De Siervo. Ma sono mestieri diversi. Appunto. C'è chi si dedica ai contenitori e ai contenuti. Io mi occupo dei contenuti, pur avendo sale cinematografiche e lo stadio. E infine, gli stadi devono dare redditività. Se aperti 365 giorni all'anno, non per 20 partite. Siamo il paese più bello del mondo, ma anche il più ingessato. Molti vogliono fare presa invece che impresa, e mi appartiene ai imprenditori, agli imprenditori. Ripete sempre le stesse cose. Iscrivetevi al canale Telegram. Ripete sempre le stesse cose, è una cosa incredibile. Quando sento dire che un fondo può farmi lo stadio, dico no, lo faccio da solo lo stadio. Si deve dare redditività, deve darla, se deve dare redditività deve darla perché può lavorare tutti i giorni e non per 20 partite che si fanno. Governance, siamo scarsi. E quando lo fai? Lo stai dicendo da 10 anni. Quando lo fai? Fallo. Io addirittura avevo detto non aprire nessun ciclo, venditi tutti i giocatori, sfrutta il fatto che abbiamo vinto quest'anno, se vinciamo quest'anno, perché stai parlando talmente tanto che può succedere veramente la qualunque quest'anno, stai facendo succedere la qualunque, credimi, perché poi escono le solite cose alla Napoli-Verona, che non ci sta il premio Scudetto, che ti hanno chiesto il premio Scudetto e tu hai fatto finta di niente. Io mi devo ricordare che all'epoca, quando c'era un premio Europa League, lo disse un calciatore del Napoli, quando c'era un premio Europa League e ne andammo in Champions League, tu non volevi dare il premio Champions League perché da contratto era premio Europa League, e questa cosa io non me la posso mai dimenticare. Quindi se succede qualcosa di imponderabile e mi vengono a dire le minacce degli ultra, non tiriamo in mezzo gli ultra con i giocatori in questo caso. Stiamo attenti. Io voglio parlare solo di campo. Voglio parlare di un Napoli che è stanco, che può essere pure che la sbaglia la partita contro il Milan. Non voglio parlare di Napoli-Verona, qualcosa deve essere successo. Quindi attenzione. Io chiedo il silenzio assoluto. Lo possiamo ottenere il silenzio assoluto? Non credo, perché poi ogni volta che parla aumentano 2,5 miliardi. Prima era per tutto il pacchetto col Bari, adesso sono 2,5 miliardi solo per il Napoli, e la tua frase è il mio giocattolo, il Napoli è il giocattolo di famiglia, perché lo devo vendere? Queste cose qua, se anche sono vere, perché è il tuo giocattolo e tu così lo stai gestendo, e quando lo dice qualche tifoso, non sei tu il male del Napoli, no, è proprio vero, lo dice lui, ce lo dice, che il Napoli è il suo giocattolo, si diverte, toglie un pezzettino da qua e deve gestire tutto lui, e fa lui tutte le voci, sai quando giochi con i Lego, con le macchinine, fai le voci del cattivo, fai le voci del bravo, è il suo giocattolo, non lo dovresti dire, secondo me, ma è la verità. E quindi 2,5 miliardi e non lo vendi perché ti diverti. Fallo lo stadio, vediamo che succede. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Bene la curva A, vediamo cosa succede. Aspettiamo male tutto quello che è successo in curva B. Non è una divisione, la curva A sono buoni, la curva B sono malamente. Io sono cresciuto in curva B e non ho mai avuto problemi, ma si sa, chi vive lo stadio sa
che ci sono sempre momenti di tensione e non te la vivi bene. Tutte le volte che sono andato invece in altri eventi, anche qui a New York e all'estero, ti senti quasi in colpa se metti un piedino fuori dalla tua postazione, perché c'è una cultura diversa e sono i proprietari, noi proprietari, gli spettatori dell'evento che ti guardano, ma che stai facendo? Serve un cambio di cultura. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ne parliamo, ne continueremo a parlare. Domani si dovrebbe tornare a parlare di campo, perché conferenza di Spalletti e io penso solo a Lecce. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.